sono Nicoletta Tedesco e da un po' di anni collaboro con l'Usarci. Proprio collaborando con Federico, con Antonio, abbiamo pensato insieme di creare per voi spunti di riflessione, perché a volte qualche coccola all'anima può far bene in un periodo in cui troppo spesso si sente parlare di crisi. Infatti troppo spesso tutti ci parlano di crisi, si accendono i telegiornali e si sente ciò che non va. Però una cosa su cui vorrei che tu riflettessi è questa. Ogni volta che io penso a ciò che non va, focalizzo la mia attenzione a ciò che non va, do la mia energia a ciò che non va, mi oriento a ciò che non va, creo, produco, alimento ciò che non va. Quest'anno battendo i miei 20 anni di attività in proprio, mi occupo di formazione, di sviluppo risorse umane e anch'io come te, come l'agente di commercio, sono ogni giorno su campo e ho notato una cosa, sono nata in un ambiente molto commerciale, in un ambiente in cui i numeri facevano e fanno la differenza, in un ambiente in cui ogni giorno dovevo render conto sui numeri, sul fatturato. Negli ultimi anni ho cambiato un po' rotta, sono cambiata io, sono diversa e ho un atteggiamento diverso. Non sono più focalizzata ai numeri, perché penso che esista abbondanza, penso che se ogni giorno faccio con passione, con amore e credendo fino in fondo nel lavoro che sto facendo, i numeri arrivino e i fatti mi danno la prova. Se ti focalizzi alla paura di perdere, perdi. Se ti focalizzi alla crisi, a ciò che non va, la tua energia va lì. Se invece mi focalizzo a cosa ho fatto all'inizio in questa professione, qual era la motivazione che mi spingeva, con che energia ogni giorno andavo al lavoro o con che energia perseguivo i miei obiettivi e quali erano i risultati quando avevo quell'energia, probabilmente ti rifocalizzi, ritorni in quel campo, ritorni in quell'energia e ottieni qualcosa di diverso. Focalizzati e inizia a credere che l'abbondanza c'è, esiste e che nei momenti di crisi chi davvero si sa dar da fare reinventa e trova nuove opportunità. È facile funzionare quando tutto va bene, è un po' più ingegnoso e creativo darsi da fare quando le cose non funzionano. Perché pensa, tanti dicono è facile per lui essere così che ha, che fa. Probabilmente chi ha e chi fa è perché ragiona in un modo diverso, vive in un modo diverso. E con questo spunto da questo splendido scenario del lago di Lugano un saluto e alla prossima pillolina e riflessione. Ciao, buona giornata. Proprio